Siamo in Piazza Indipendenza, alle mie spalle sono in corso i lavori di allestimento dei campi per Sport in Piazza. Ritorna anche quest'anno l'iniziativa voluta dal Comune di San Donà per portare in piazza tutta l'attività delle associazioni sportive del territorio. Si comincia il 18 maggio e si va avanti per un mese intero fino al 16 giugno. Ma sentiamo dalle parole dell'assessore allo sport Simone Cereser la presentazione dell'iniziativa. San Donà si conferma una città sportiva, abbiamo tantissime associazioni, siamo una delle città con più associazioni sportive in Italia e noi ci tenevamo quest'anno a riproporre quello che è Sport in Piazza, quindi dare un mese di sport a San Donà di Piave, non solo in piazza quest'anno però, infatti la novità è che il mese di sport, come ho detto, non sarà solo concentrato su Piazza Indipendenza, ma sarà uno sport diffuso, perché avremo manifestazione nei vari parchi, nei vari impianti sportivi e in tutte quelle aree della città dove sarà possibile praticare sport. Ci sono tante associazioni sportive nella nostra città, saranno in gran parte rappresentate durante questo mese con le loro attività che potranno promuoversi. Ci sono una serie di novità, una l'ha già accennata, però ce ne saranno altre, tra cui anche un'inaugurazione prevista il 1° giugno. Di cosa si tratta? Alle 9:30 del mattino sarà inaugurato la palestra nel parco, quindi al parco di Via Benedetto Croce, un'iniziativa nata grazie alla partecipazione ad un bando pubblico di sport e salute che si chiamava Sport nei Parchi, dove la nostra amministrazione si è aggiudicata appunto il bando ed ha realizzato questa palestra. Pertanto sabato 1° giugno ore 9:30 sarà inaugurata questa palestra nel parco. Voglio anticipare quella che è una bella novità per quanto ci riguarda, che è la partecipazione di 2 associazioni sportive. Quindi noi avremo sabato 8 giugno in Golena la possibilità per tutti, quindi sarà un open day, di poter praticare equitazione al parco, quindi al parco fluviale, e provare con degli istruttori specializzati canoa lungo il fiume Piave. Un'ultima cosa per concludere, arriviamo al 16 di giugno, alla conclusione della manifestazione, anche qui ci sarà una sorpresa. Sì, quest'anno abbiamo deciso di premiare le società che partecipano a Sport in Piazza nell'ultima serata. In che modo? Daremo un premio al merito sportivo, quindi all'atleta o dalla squadra che si è contraddistinta durante questa stagione sportiva di quelle che sono le società appunto partecipanti a Sport in Piazza. Quindi sarà un momento di festa ed un momento di premiazione per i nostri atleti sandonatesi.